terza puntata dedicata al centenario della Grande Guerra nel Veneto. Siamo qui con l'assessore regionale Finozzi e oggi parleremo degli itinerari bellissimi che ci sono e che saranno in preparazione in futuro nella nostra regione. Siamo prossimi a questa ricorrenza del centenario della Grande Guerra. Tutto il Veneto ne è coinvolto perché parte Rovigo che ha un interesse marginale sui fatti della Grande Guerra, ma partendo da Verona, Vicenza con l'altopiano di Asia col Pasubio, Belluno ovviamente ne fa la parte da principale attore, Treviso con Vittorio Veneto, il Piave, Venezia, che forse poco sanno, esista lungo le nostre spiagge delle fortificazioni a difesa appunto del Veneto e dell'Italia costruite in occasione della Grande Guerra. Fortificazioni che sono abbandonate a se stesse, che se potessero essere recuperate diventerebbero sicuramente zone di grande attrazione turistica. Basta pensare cosa si è fatto nel nord della Francia, in Normandia, e in quell'area dove c'è stato il famoso sbarco, che non c'è nulla più di qualche bungalow di cemento, e lì ci sono centinaia e migliaia di persone che ogni anno lo frequentano. Fossimo in grado anche noi di riportare alla luce in maniera dignitosa questi esempi anche architettonici costruiti durante la Grande Guerra, sicuramente potremmo pensare a un turista che diventa più interessato ai fatti di quell'epoca. I forti di Mestre, voglio dire, da molti anni che ci sono gli ambientalisti che si stanno battendo e purtroppo richiedono molto denaro. Sì, infatti io ho avuto la possibilità di visitare alcune di queste fortificazioni, non solo il Forte di Mestre, ma la batteria Amalfi a Cavallino Treporti, sono delle cose straordinarie. E sono abbandonate stesse piene di rovi. Io spero che anche attraverso finanziamenti europei si possano recuperare. Poi abbiamo anche un'indicazione precisa su quale può essere l'interesse da un punto di vista turistico. Noi abbiamo costituito un comitato ancora qualche anno fa che ha sviluppato tantissime iniziative, opportunità e progetti, ma che difficilmente riusciremo a soddisfare tutte da un punto di vista finanziario. Quindi andremo a scegliere in ogni provincia quello che è la più meritevole, perché non bisogna dimenticare che in quel periodo sulle nostre montagne, sul nostro territorio, sono combattuti eserciti di ben 22 paesi moderni. Addirittura c'erano dei ghanesi a seguito dell'esercito francese. Quindi credo che l'interesse per questo argomento sia molto diffuso. Importante è capire cosa possiamo offrire, capire come offrirlo da un punto di vista anche promozionale, in maniera tale che quello che faremo in questi anni non si chiuda col 2018, ma possa essere veramente un volano che potrà continuare a portare turisti e risorse. Altrimenti corriamo il rischio che facendo dei interventi così solamente per questa occasione, tra qualche anno ritorneranno ad essere abbandonati e privi di attenzione. Un interesse culturale, ma anche dal punto di vista didattico, dal punto di vista proprio della formazione, quindi rapporti con le università e con le scuole, per esempio. Certo, anche perché fino ad oggi la Grande Guerra l'abbiamo vista solamente così con una presentazione trionfalistica di un evento importante. Oggi c'è un'attenzione un po' diversa nel valutare quel periodo. Ad esempio, per la prima volta in alcune zone del Veneto è arrivata l'energia elettrica attraverso la guerra, che poi è diventato, come dire, un servizio d'uso comune, o delle strutture, delle periferiche in alcune zone di montagna, che per anni hanno continuato ad aiutare l'economia di quelle zone, oppure dello spostamento di persone, perché profughi, che hanno portato al Veneto di essere, come dire, più aperto, perché fino a prima della guerra erano tutte comunità chiuse, e poi molti cittadini, abitanti delle montagne sono stati portati altrove, lì si sono inseriti, hanno fatto famiglia e quindi si è allargata questa grande famiglia dei Veneti. Ci sono dei percorsi già tracciati che si possono frequentare, dove si possono raccogliere le informazioni? Abbiamo già installato 4 infopoint, 2 in provincia di Belluno, uno in provincia di Vicenza, ad Asiago, in provincia di Belluno uno a Cortina e uno a Roccapietore, e ce n'è uno a Vittorio Veneto, perché vorremmo già iniziare a dare questo tipo di informazioni. Ovviamente sul web si trova di tutto di più.
ma ricordo che il sito ufficiale della regione per il turismo è il veneto.to, www.veneto.to è il luogo istituzionale ufficiale dell'informazione turistica del Veneto. Bene, ringraziamo l'assessore regionale al turismo Finozzi che ci ha dedicato tempo e spazio prezioso per parlare del turismo nella nostra regione. Grazie ancora, assessore.